Lui è Jack Johnson, il cantante surfista, meglio conosciuto come il cantante surfista. E oggi abbiamo fatto 30, facciamo 31. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. No. Signor Castiglia, siamo consumati, pronto? Ascolti, io non sono il signor Castiglia. Aspetti, provo a chiamarlo, perché un attimino. Giuseppe! Non io signor Castiglia, pronto? Un attimo in linea, per favore. Giuseppe! Sarà chiedo Fabio. Sarà un signor Fabio, una persona. Ascolti, io preferisco che lei dica Fabio, guardi, la prego. Perché? Sì, perché detto in questo modo non mi piace tanto. Era Fabio. Sì, è Fabio. Signor Fabio. A me mi pare poco ho fatto. No, Fabio. Ecco, lo sapevo che alla fine Fabio lei. è un masco. Esatto, quindi mi sta bene perché sapevo che. Signor Castiglia non c'è. Allora, sta facendo una pausa a chinotto in questo momento, quindi. Però guardi, no, anche lui lavora. Abbiamo un problema. Ecco, riferisca che io stia tranquillo, riferisco tutto paro, quello che mi dice. Allora, cominciamo. Come? Se come, sì. Se come è venuto l'elettricista, no? È venuto l'elettricista. Gli ha passato una poco di tuppe qua e gli ha lasciato qualche filo scoperto. Bene. Ora so come c'è Ozzoiano. Sempre lui. Ozzoiano, ieri, ma no. Sì. Lo sapeva? No, me lo sta dicendo adesso. Ozzoiano. Sì. So come io lo sei stato, lo fa direttamente chiamano, non usa né a manicola e manco un fracasso, capivo? Almeno i guanti li usa però. Ma quando mai? Come no? Io la mano tipo fracasso, io passa a muro, io liscio, so quello che ci so chiove, scippa. Ora so come la stavo l'elettricista, la stavo un filo scoperto. Sì. Ozzoiano passavo a mano e ora stavo allappato un mondo. No! Cioè, la cosa brutta è che Roma tutto paro la pole Natale. Ma scusate, ma fate qualcosa. Cioè, noi stiamo facendo qualche cosa. Cioè, Filippo Terremoto ci sta prendendo i pallini. Ma che c'entra? No! Ma no! C'è un naso, ma che c'entra? Cercate immediatamente di staccarlo dalla parete con qualcosa di legno, di plastica, un materiale isolante. Faccia qualcosa, faccia. Ma perché la mai sceppare, scusa? Ma scusi, ma quello lì. Ma pare bello, mi sono dato. Bello, è arredamento. Ma che c'entra? La plafoniera, tutto varo. Ma ascolti, non c'entra niente. Ascolti, lo faccia soprattutto per Castiglia, che è un mio amico che potrebbe avere dei problemi. Lo stacchi immediatamente perché può essere pericoloso. Io ci volevo domandare. Non era possibile, invece come andavamo fuori, che facevamo l'illuminazione d'oggettino. Ma no, ma che impazzito, ma non lo faccia! Ma che facciamo? Staccamo la luce! Ma scusi, perché non l'avete staccato? Stacco, stacco generale! Ma roba da matti, cioè a nessuno di voi è venuto in mente di staccare la corrente? No, perché la pareva bello! Ma la studiano tutto aggiumato, che fa intermittenza? Ma scusi! Ma scusi, ma questo... Ma sto da Roma! Ma questo elettricista... Ora Roma, sì, l'ho capito, ma stacchi la corrente. Scusi, ma l'elettricista non ha messo il magnetotermico? Che ci messi? Il magnetotermico. Momento. Saboccio! Che abbiamo magnetotermico? Magnetotermico. Magnetotermico. Che abbiamo magnetotermici? Sì, vabbè, va. Lasci stare, stacchi il generale, guardi, stacchi il generale. Stacchi il generale Ozzoiano. Ecco, bene. Che è fatto? Oh, perfetto. Aspetta, ma ora calmeremo, c'è niente. Vabbè, ma c'è... Abboccio, attacchi! No, non attacchi, no! Ozzoiano illuminato, vabbè, guardi. Allora, ce l'ho, signor Castiglia, stai intenzione che ce lo lasciamo illuminato. Ora se non costutava, poi stasera avere io giovane. Va bene, riferisco. Arrivederci. Buongiorno, Grazie. buona fortuna, Sì.